Amatriciana sotto le stelle un anno dopo. Nella passata edizione raccolsero 14.000 euro in favore della comunità di Accumoli coinvolta nel terremoto del 24 agosto 2016. I cittadini di Albignasego tornano ad un anno di distanza ad unirsi per finanziare un progetto dell'associazione amatrice Terra Viva. Questa volta il ricavato della serata servirà a comprare un mezzo agricolo per far ripartire il settore primario nelle zone terremotate. Anche in questa seconda edizione tutto è partito dal gruppo Facebook 6 di Albignasego SE e dai suoi amministratori. Diciamo che dall'anno scorso lo spirito è proprio quello della volontà di non dimenticare qualcuno che nella sua sfortuna, grande sfortuna, ha perso tutto e oggi, ancora ad un anno di distanza, è in grossa difficoltà e vede un futuro non proprio roseo. La volontà nostra è quella di cercare di non dimenticarli e di aiutarli anche quest'anno con dei progetti concreti di rilancio del loro territorio e quindi la volontà che loro possano investire quello che speriamo questa sera ci possa regalare come donazione per poter creare qualcosa di profittevole e interessante per il futuro. La manifestazione solidale si è tenuta presso il Palazzetto dello Sport di via Pirandello ed è stata patrocinata dal Comune di Albignasego e dall'Associazione Rangers d'Italia. Fisherman Channel News, Albignasego.